Matteo Renzi, non credo ai burattinai dello spread, non sono aggrappato alla seggiola, vado a casa se mi manda il Parlamento. Poi sul governo chiude a Forza Italia, non si può fare tutti insieme, dopo che ieri Berlusconi ha lasciato capire che sarebbe stato disposto dopo il voto ad appoggiare il governo Renzi. Forza Italia più Renzi. Se non mi fanno fare le riforme, allora sì che è fallito il mio progetto e vado a casa, dice il premier Matteo Renzi, a Radio Anch'io, Radio Rai. Il rischio è quello che qualcuno, non tanto nel partito, ma in Parlamento, provi a bloccare le riforme. Dice ancora Renzi rispondendo alla domanda se tema più i guastatori del partito o il nuovo che avanza. È naturale che quando c'è una prospettiva di sviluppo i mercati mandino sotto lo spread. Ora gli operatori leggono i giornali, ma io non credo ai burattinai. Forza Italia, come il Movimento 5 Stelle, è all'opposizione, non allargo la maggioranza, sono pronto a fare riforme con gli altri, ma il governo non si può fare tutti insieme. Chi urla è il più grande alleato di chi frena le riforme, ma tanti cittadini, anche quelli che non votavano PD, ora lo voteranno perché credono in questo tentativo di cambiamento. Ne sono sicuro, se falliamo la colpa è mia, non cerco alibi, se vinciamo vincono gli italiani, dice il Presidente del Consiglio, secondo quel che riporta l'agenzia Stefani. Secondo titolo sull'assassinio di Marco Biagi, Maroni avvertì Scajola sul rischio di attentato. Questa peraltro è cosa nota. La lettera vistata, inviata pochi giorni prima dell'omicidio di Marco Biagi, il 19 marzo 2002, all'allora ministro dell'Interno Claudio Scajola, in cui si spiegava il serio pericolo che correva Marco Biagi, è stata scritta da Roberto Maroni, ex ministro del welfare. Lo conferma alla Repubblica lo stesso Maroni, spiegando di aver chiesto l'estensione a Bologna della scorta per Biagi, il quale gli aveva scritto pochi giorni prima parole premonitorie. È anche su questa lettera che si concentra l'inchiesta della Procura di Bologna, procuratore Roberto Alfonso e PM Antonello Bustapane, che fu tra l'altro il PM che invece chiese l'archiviazione dell'indagine a suo tempo 10 anni fa. Anzi, dopo 12 anni dall'uccisione del docente, ora la stessa procura che ha archiviato l'indagine ha riaperto l'indagine con l'ipotesi di omicidio per omissione, per ora contro ignoti. Luciano Zocchi, segretario personale di Scajola, spiega poi in un'intervista, poi la vediamo al Corriere della Sera, che il 15 marzo, 4 giorni prima dell'omicidio di Marco Biagi, Enrica Giorgetti, moglie di Maurizio Sacconi, all'epoca sottosegretario di Maroni, gli segnalò al telefono la relazione dei servizi segreti con le minacce brigatiste, chiedendo di dare la scorta a Biagi. Poco dopo lo stesso Zocchi, cioè il segretario di Scajola, avrebbe ricevuto un'altra telefonata, quella dell'allora direttore generale di Confindustria Stefano Parisi, che segnalò lo stesso problema. Zocchi racconta di avere scritto i 2 appunti a firma Sacconi e Parisi e di averli consegnati a Scajola. L'ex ministro dell'Interno li aveva letti in quanto chiese al suo segretario Zocchi come facesse a conoscere Sacconi e Parisi. Una cosa è la questione delle auto blu e delle scorte ai politici, altro è la vicenda Biagi, dice su questo punto il Presidente del Consiglio Renzi, ma c'è un'indagine della magistratura e quindi ne sto fuori, dice il Presidente del Consiglio. Poi la terza notizia dell'ANSA di stamani è relativa a una perquisizione della Guardia di Finanza nella sede Unipol SAI di Bologna, perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza in corso da stamani a Bologna nella sede di Unipol, che come sapete si è acquistata la SAI di Ligresti. Le perquisizioni sono state disposte dalla magistratura per presunti illeciti nell'operazione di fusione avvenuta tra Unipol Assicurazioni, Premafin Finanziaria, Milano Assicurazioni e Fondiaria, cioè il gruppo Ligresti, che ha dato vita appunto a Unipol SAI. Poi ancora la politica, Berlusconi, al governo sono dei dilettanti allo sbaraglio, e tra le altre notizie di primo piano dell'agenzia ANSA, Grillo in casa Renzi, noi siamo gli eredi della questione morale di Berlinguer, dice Beppe Grillo. Ma intanto, a proposito di Europa, stamattina l'abbiamo solo citata senza leggerla, c'è un'intervista a pagina 2 della Stampa di Torino di oggi, e Alberto Mattioli a Marine Le Pen. I sondaggi per Marine Le Pen sono ottimi, scrive la Stampa di Torino. Secondo l'ultimo sondaggio, il Front National di Marine Le Pen sarebbe al 24%, primo partito in Francia. I sarkozisti dell'UMP, del centrodestra, al 22%.
i socialisti a un misero 17,5%, dunque Front National primo partito in Francia secondo i sondaggi. La Le Pen scambia due parole con l'inviato della Stampa Alberto Mattioli. Dire che il Front National è il primo partito non mi sembra corretto, lo decidono i francesi e non i sondaggisti, dice Marine Le Pen, ma di certo è una possibilità molto concreta. Credo che a Bruxelles non siano solo preoccupati, ma siano nel panico, dice ancora Marine Le Pen alla Stampa di Torino. Infatti contro di noi hanno mobilitato tutto e tutti, politici, editorialisti, industriali, ecologisti. Ma ci hanno fatto un favore, così hanno trasformato le elezioni europee in un referendum sul Front National, sul partito appunto guidato da Marine Le Pen. Secondo i sondaggi nel nuovo Parlamento europeo un deputato su 4 sarà euroscettico. Andiamo lì per bloccare il Parlamento europeo. Il mio gruppo, perché spero che il Front National con i suoi alleati sarà talmente forte da poter costituire un gruppo, il mio gruppo si batterà per impedire ogni ulteriore allargamento dell'Europa, per respingere il trattato di commercio in discussione con gli Stati Uniti, per fermare le politiche di austerità che servono solo alle banche e in generale per dire no a qualsiasi decisione contraria agli interessi della Francia. Quanto alle ondate di immigrati che si stanno abbattendo su Lampedusa, il problema è europeo, dice ancora Marine Le Pen, anche perché la maggioranza dei migranti che arriva in Italia non si ferma certo lì. Quindi è anche un problema francese, tedesco o svedese, per citare i paesi che ne accolgono di più. Ma la soluzione, quella non è europea, è italiana, puntualizza Le Pen. Soltanto riprendendo la sovranità, il controllo del proprio territorio, ogni paese potrà decidere la sua politica e gli strumenti per applicarla. Bloccare l'immigrazione incontrollata in Francia significa bloccare la pompa aspirante che attira i migranti in Italia. Perché non ha fatto l'alleanza con Beppe Grillo? Domanda l'inviato della Stampa. Bisogna chiederlo a lui, risponde Marine Le Pen. Credo però che debba fare ancora molta strada per essere credibile davvero. È contro l'euro, contro la corruzione dei politici, ma contestare non basta. Bisogna anche proporre. Rimpiango il fatto che dei patrioti non capiscano che soltanto l'unione di tutti i patrioti potrà salvare davvero i nostri paesi, al di là del settarismo. Quanto alla Lega, invece, l'accordo è solido? Chiede l'intervistatore. Ci conosciamo bene e da molto tempo, risponde Marine Le Pen, ma c'è stata una svolta. Prima, come molti partiti regionalisti, anche la Lega era abbastanza favorevole all'euro. Poi è arrivata la svolta con l'elezione di Monsieur Salvini, che ha preso chiaramente posizione contro l'Unione Europea. Altri partiti italiani con i quali pensa di poter lavorare, Fratelli d'Italia. Ultima domanda che fa l'inviato della Stampa. L'altro giorno Jean-Marie Le Pen, il papà di Marine, ha fatto scalpore come al solito spiegando che la soluzione al problema dell'esplosione demografica del terzo mondo è Monsieur Ebola, che in 3 mesi potrebbe risolvere la situazione. Una semplice osservazione, magari un po' cruda, commenta Marine Le Pen, che è stata snaturata per montarci sopra una piccola manovra preelettorale. Se credono di fermarci con questi sistemi, si sbagliano. Così Marine Le Pen, intervistata dalla Stampa, che poi subito dopo, a pagina 3, propone una lunga intervista di Francesco Semprini dal Kazakistan, dove si trova, a Romano Prodi. Prodi ha scelto il palco dell'Astana Economic Forum in Kazakistan per lanciare il suo messaggio al governo Renzi alla vigilia delle elezioni europee. Il messaggio di Prodi, la Stampa lo sintetizza così: altri danni dalla politica economica di austerità. Soltanto la Banca Centrale Europea, Draghi, ha provato a frenare Angela Merkel. L'Italia soffre di più perché è più indebitata, dice Romano Prodi, secondo il quale la prima riforma che Renzi avrebbe dovuto fare è quella della burocrazia. Una volta snellita la macchina pubblica italiana, anche i mercati potrebbero tornare a scommettere sull'Italia, dice Prodi. La politica europea continua ad agire in modo sparso dal punto di vista politico, la Commissione non ha fatto proposte sostanziali e la politica è ancora di austerità. Il vero problema italiano è la burocrazia, dice Prodi. Noi siamo isolati perché nessuno ci capisce niente su come funziona l'amministrazione italiana. Su questo vedo serie difficoltà. Grillo e Le Pen, i loro populismi sono uguali. Forse Le Pen ha fatto qualche proposta costruttiva in più, ma l'obiettivo comune è prendere il potere e recidere
ogni legame con l'Europa. Così la Stampa riassume la chiacchierata con Romano Prodi, mentre Repubblica ci offre a pagina 34 una serie di domande formulate per la Frankfurter Allgemeine Zeitung nel lontano 25 dicembre del 2012 dallo scrittore e poeta tedesco Hans Magnus Enzensberger, autore peraltro di un libro pubblicato in Italia da Einaudi sull'Europa, un libro snello, molto breve, un libro sintetico che abbiamo iniziato a leggere, Il mostro buono di Bruxelles, cioè l'Europa sotto tutela, che è un piccolo libro molto prezioso e molto godibile anche, edito in Italia appunto da Einaudi al prezzo di 10 euro, che è un'ottima lettura propedeutica alle elezioni europee. In questa specie di questionario Enzensberger pone alcune domande. Per favore, segni con una crocetta le risposte, chiede lo scrittore ai suoi lettori. Quando una donna intelligente che occupa una posizione di rilievo afferma se l'euro fallisce, fallisce l'Europa, secondo lei si tratta di una minaccia? Sì, no. Sono le due crocette lasciate al lettore. Si tratta di una menzogna per autodifesa? Sì, no. Oppure semplicemente di una stupidaggine? Quarta domanda. Ha l'impressione che il nostro continente continui a esistere, l'Europa, sebbene nel corso degli ultimi 2000 anni siano tramontati il talento, il denaro, il fiorino olandese, la lira e il marco? Sì, no. Quinta domanda. Sa chi ha inventato la parola monca euro, che non era mai stata pronunciata da nessuno prima della fine del XX secolo? Sesta domanda. È in grado di decifrare acronimi come BCE, EFSF, MES, EBA e FMI? Settima domanda. Non teme forse che la maggior parte dei paesi europei siano governati da un po' di tempo non da organi democraticamente legittimati, ma da quelle abbreviazioni elencate prima? Ottava domanda. Lei ha votato per queste istituzioni, BCE, EFSF, MES, EBA, FMI e via dicendo? Nona domanda. Queste istituzioni vengono menzionate nella legge fondamentale o in un'altra costituzione di uno dei paesi europei? Decima domanda. Le hanno mai detto negli ultimi anni che le decisioni di queste istituzioni sono senza alternativa? Undicesima domanda che pone Enzensberger in questo questionario di 40 interrogativi. Non è forse vero che i senzatetto, i tossicodipendenti, i salariati, i pensionati non sono legittimati a reclamare i loro bisogni economici, mentre lo sono i soci dell'Eurogruppo, i consigli di amministrazione delle banche e i dirigenti delle aziende televisive? Questa richiesta viene soddisfatta regolarmente? Lei ha incontrato nell'ultimo periodo il termine tecnico repressione finanziaria? In caso affermativo, con questa espressione si intende riduzione delle pensioni, aumento delle tasse, tagli del debito, imposte obbligatorie, inflazione, riforme monetarie? E poi conosce il nome e l'indirizzo preciso dei cosiddetti mercati che prescrivono ai salvatori dell'euro cosa devono fare? Altra domanda. La Guardia Costiera deve verificare se i passeggeri in pericolo di naufragio sono rilevanti per il sistema prima di salvarli? E poi indichi se è d'accordo o no con i seguenti punti di vista. Il potere è il privilegio di non dover imparare. Karl Deutsch. Una vita senza la Corte Costituzionale è possibile ma priva di senso. Loriot Mops. Noi decidiamo qualcosa, lo poniamo nello spazio e aspettiamo cosa accada. Se non c'è nessuna lamentela e non si verificano ribellioni, perché la maggioranza della gente neppure capisce cosa è stato deciso, allora continuiamo passo dopo passo finché non si potrà più tornare indietro. Questa è una frase pronunciata da quello che adesso è uno dei candidati alla presidenza della Commissione europea in sostituzione dell'uscente Barroso. Si tratta di Jean-Claude Juncker, il quale ha pronunciato questa frase che riassume abbastanza bene un tratto tipico della filosofia di chi guida l'Europa. La frase è questa qui, rileggiamola perché è abbastanza interessante, pronunciata da quello che è il candidato alla guida della Commissione europea. Noi, qua in Europa, decidiamo qualcosa, lo poniamo nello spazio e aspettiamo cosa accade. Se non c'è nessuna lamentela e non si verificano ribellioni, perché la maggioranza della gente neanche capisce cosa è stato deciso,
allora continuiamo passo dopo passo, finché non si potrà più tornare indietro. Così Jean-Claude Juncker, candidato alla guida naturalmente della presidenza della Commissione europea. Altra frase citata da Enzensberger: i politici sono come cattivi cavalieri che si impegnano così tanto nell'impresa di mantenersi in sella da non curarsi più di quale sia la direzione verso cui stanno cavalcando. Questo lo ha detto l'economista Schumpeter nel 1944. Prosegue con le domande Enzensberger in questo suo questionario. La Commissione europea conosce il significato della parola sussidiarietà? In caso affermativo, l'ho forse dimenticato? Barrare la casella, sì, no. Altra domanda: cosa si intende con l'espressione alleggerimento quantitativo? Un esercizio di yoga? L'accelerazione della stampa delle banconote? Il costituzionalista Guzy di Bielefeld ha ragione quando dice: dove c'è un trogolo si radunano i maiali? Altra domanda: lei pensa di riuscire a familiarizzare con la fantasiosa metafora dei salvatori dell'euro, oppure le sembra qualcosa di marziale, confuso o perfino ridicolo? È in condizione di distinguere con precisione tra ombrelli, leve, bazooka, il bazooka di Draghi, ve lo ricordate, cannoni pesanti, muri ignifughi, pacchetti di aiuto? 31esima domanda: si culla nella ferma speranza espressa da Karl Valentin con queste parole? Si spera che le cose non vadano così male come ora stanno andando? Se si dimostra che l'introduzione di una nuova moneta ha condotto, anziché all'integrazione dell'Europa, a una sua spaccatura, a un nuovo odio, al risentimento reciproco, non sarebbe allora giunto il tempo di concludere questo esperimento invece di procedere secondo il motto avanti a testa bassa? 33esima domanda che pone Enzensberger in questa fenomenologia della crisi europea in 40 domande. Una simile ritirata forse è impensabile perché significherebbe, la ritirata naturalmente da questo fallimentare esperimento, significherebbe una ferita narcisistica per i politici responsabili? 34esima domanda: c'è un'Europa al di là delle istituzioni dell'Unione Europea e dei suoi 40.000 molto ben retribuiti funzionari? 35. Spetta a queste stesse persone decidere chi debba essere considerato anti-europeista? 36. Capisce per quale motivo i politici dell'Europa maneggiano i trattati come se non li avessero mai sottoscritti? 37. Ci arriviamo e poi la pubblicità. Ritiene che questi politici considerino i referendum e le elezioni fastidiosi perché ogni espressione di opinione da parte della popolazione potrebbe disturbare i loro sforzi per tranquillizzare i cosiddetti mercati, dei quali peraltro non si conosce né il nome né l'indirizzo? La democrazia era davvero un'idea così cattiva da potervi rinunciare in casi eccezionali? 39. L'esempio della Cina non mostra che anche senza la democrazia, ma nel segno della globalizzazione, si può portare un paese a diventare una potenza? 40. E ultima domanda. Quindi, l'interdizione politica dei cittadini, cioè il fatto che se ne fa a meno completamente dei cittadini, è inevitabile? E la loro espropriazione economica è una conseguenza necessaria, cioè il fatto che il cittadino ormai serve solo come bancomat per tirargli fuori le risorse dalla saccoccia? Sono le 40 domande di Hans Magnus Enzensberger. 25/12, bel Natale del 2012, ormai sono un anno e mezzo abbondante fa. Salve, sono Giovanna della Mondoflex.
Laura il pezzo. Intanto è arrivata una dichiarazione, ci è arrivata alla mail di Radio Padania una dichiarazione di Valerio Federico, tesoriere dei Radicali Italiani, che annuncia il proposito di firmare tutti i referendum proposti dalla Lega Nord, un atto di libertà e di contrasto alla partitocrazia anticostituzionale. Per i referendum, ricordo il sito vieniafirmare.org o il numero di telefono al quale potete chiamare 0266234234. Intanto scrive il tesoriere dei Radicali Italiani, Valerio Federico: ho deciso di firmare tutti i referendum della Lega Nord. Al di là del contenuto dei quesiti, da radicale ritengo che gli strumenti di democrazia diretta debbano tornare a essere strumento di iniziativa popolare costituzionalmente garantito. La seconda scheda, quella referendaria, è stata continuamente sottratta agli italiani dalla giurisprudenza anti-referendum e anticostituzione della Corte Costituzionale, da travisamenti e trucchi parlamentari, dal conteggio di morti e dispersi per la determinazione del quorum e dal diritto alla conoscenza puntualmente negato da un sistema dell'informazione strumentale a poteri partitocratici consolidati. Nel merito, scrive ancora il tesoriere dei Radicali Italiani Valerio Federico, condivido i quesiti relativi all'abrogazione della legge Merlin, allo scopo di legalizzare l'esercizio della prostituzione mantenendo la proibizione dello sfruttamento, e parzialmente l'abrogazione della legge Mancino sui reati d'opinione. Firmerò però anche tutti gli altri referendum per i quali ho dubbi o certezze sull'inopportunità degli obiettivi delle abrogazioni proposte, perché è di grande rilevanza politica e sociale garantire al Paese l'occasione di discutere e dividersi su temi rilevanti che toccano il vissuto dei cittadini. In periodo di campagna elettorale priva delle minime garanzie democratiche, firmare il referendum della Lega Nord è atto di libertà e di contrasto alla partitocrazia anticostituzionale dello status quo, scrive Valerio Federico, tesoriere dei Radicali Italiani. Vi ricordo il sito per il referendum, vieniafirmare.org, e il numero di telefono 0266234234. Tornando invece ai temi europei, c'è da registrare, oltre alla prima pagina della Padania su questo argomento, anche l'intervista su Repubblica al presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, 35 anni, presidente della Coldiretti dall'anno scorso. La questione è quella del riflesso della normativa dell'Unione Europea sul settore dell'agricoltura italiana. Vino senza uva, formaggio senza latte e cioccolato senza cacao. Grazie alla normativa europea, sulle tavole degli italiani arrivano i trucchi e gli inganni dell'alchimia alimentare. Un'invasione di prodotti di scarsa qualità che la crisi economica e la ricerca del basso prezzo hanno potenziato. Da questa invasione è sempre più difficile difendersi, a meno che l'Europa non cambi le regole, ma finora le regole le ha fatte in senso contrario. Detto per inciso, ormai l'esperimento Europa e euro non è più così giovane, sarà anche il caso di trarne delle valutazioni. Se dopo 10-15 anni, per restare alla moneta unica, uno sperimenta, come ha scritto Enzensberger nelle domande che abbiamo letto prima, che le cose non funzionano, sarà naturale, normale, saggio dire stop, o bisogna andare avanti per atto cieco o perché è irreversibile il processo, come dicono Draghi, Napolitano e compagnia bella. Sul tema invece alimentare, la Coldiretti ha appena lanciato una campagna di protesta, perché l'Europa non decide solo sul rigore dei conti, l'austerità economica, ma anche su ciò che arriva in tavola, dice il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo. Negli ultimi anni c'è stato un deciso appiattimento verso il basso. Si è deciso di dare spazio a paesi che non contano e non possono contare su una vera agricoltura. La possibilità di dar vita a un corretto modello di sviluppo è stata soffocata dalle lobby più forti, quelle dei paesi del nord, e dall'ottusità di certe burocrazie tecnocratiche. Oggi, dice ancora il presidente della Coldiretti, produrre formaggio senza latte o carne annacquata dà la possibilità di mettere sul mercato prodotti low cost, ma domani l'Unione Europea perderà anche questa partita. Sarà vittima del dumping, perché ci sarà sempre un pomodoro cinese venduto a prezzi ancora più bassi. Quanto è costata all'Italia la mancanza di regole e la mancata tutela della qualità?
È costata molto, molti posti di lavoro, dice il presidente Coldiretti. L'agroalimentare esporta per 33 miliardi di euro all'anno, ma l'Italia importa cibo per 35 miliardi e su buona parte di quelle importazioni non abbiamo alcuna garanzia di qualità. Il consumatore non lo sa perché per molti prodotti non c'è obbligo di indicare in etichetta il luogo di provenienza. Per esempio, più di 2 prosciutti su 3 sono ottenuti da animali stranieri. L'allevamento italiano sta scomparendo e con esso se ne sono già andati 8.000 posti di lavoro. Le cosce di maiale arrivano dalla Germania, costano di meno perché là è permesso l'uso di antibiotici e vaccinazioni che qui non sono ammesse e anche perché gli animali sono alimentati con sottoprodotti. Ma l'obbligo di provenienza non c'è e il prosciutto risulta Made in Italy, scrive Repubblica, riportando le affermazioni del presidente della Coldiretti. Quindi adesso che ci facciamo, caro Roberto Colombo in regia? Un bel panino al prosciutto di Parma tedesco. Una nota somma. Torniamo ai temi europei con l'intervento di Paolo Savona, già ministro più volte nel passato, uomo di banca, professore emerito di politica economica, sull'Unione Europea che nacque offrendo speranza e ora vive diffondendo terrore. L'articolo è pubblicato sul settimanale Panorama oggi in edicola. Quasi tutte le formazioni politiche, i loro adepti e gran parte degli economisti, scrive il professor Savona, sostengono ormai che le istituzioni e le politiche europee chiedono di essere riformate, così come le istituzioni di ciascun paese singolarmente preso. Quasi nessuno invece affronta il problema di cosa l'Italia debba fare e soprattutto come debba farlo se queste riforme non vengono attuate, come non sono state attuate in tutti questi anni, perché appunto l'Unione Europea ormai non è una creatura con pochi mesi di vita, l'abbiamo già sperimentata per numerosi anni. Se le riforme che tutti dicono o molti dicono essere necessarie non si fanno, è ovvio che è presumibile che non si faranno e quindi è nella natura dell'Unione Europea essere così come l'abbiamo sperimentata. E se abbiamo sperimentato che le cose non funzionano, perché andare avanti? Punto di domanda, visto che le riforme di cui tanto si blatera comunque non si fanno. E il problema diventa, osserva, credo giustamente il professor Savona, qua diventa il piano B, cioè uscirne. Bisogna porsi il problema di uscirne o no? Perché a questo punto se le riforme non vengono fatte, anche quelle più illuminate, sottolineate, proposte nelle loro analisi dagli economisti, dai politici, dal bla bla bla, se le riforme non si fanno, allora bisogna porsi il problema di tirare delle conclusioni, di uscirne da questa baracca qua, compresa la moneta unica. Il problema di uscirne non se lo pone nessuno, quasi nessuno, scrive
Il professor Savona. La campagna elettorale per il nuovo Parlamento europeo invece dovrebbe discutere di cosa fare e come farlo per abbandonare la baracca, se vogliamo dare un senso al mandato di chi ci rappresenterà in Europa. Il cittadino normale, l'elettore comune, non è in grado di seguire le dispute sul perché la Banca Centrale Europea debba essere dotata di strumenti adeguati per intervenire sulla parità di cambio dell'euro e sui titoli pubblici per fronteggiare la speculazione, eccetera, eccetera. E ancor meno il cittadino comune comprende la complessità dei vincoli posti dai trattati europei ai deficit dei bilanci pubblici e all'indebitamento dei singoli stati. Il cittadino non comprende nemmeno perché i presidenti del Consiglio che si sono succeduti hanno approvato tutti questi vincoli e i parlamenti nazionali li hanno ratificati, nonostante adesso continuino a dire di voler perseguire la crescita e l'occupazione. Ancor meno il cittadino comprende quando nei vincoli si celano termini incomprensibili come fiscal compact, six pack e simili. Non capendo, il cittadino si affida a ciò che vede, patisce e sperimenta concretamente. Che cosa sperimenta il cittadino? Più tasse, meno pensioni, meno servizi sociali, disoccupazione in crescita e quindi più rischi per il suo stesso posto di lavoro. Perciò il cittadino semplifica i termini della sua scelta e sceglie di seguire movimenti di protesta che sono capaci di cogliere i contenuti della malattia sociale, anche se a volte non propongono una terapia adeguata. Implicitamente il cittadino reagisce a chi sostiene che è necessario pagare tutti i costi per rispettare gli accordi europei, non di rado circoscrivendo la colpa della crisi al malfunzionamento delle nostre istituzioni e alle pretese e ai cattivi comportamenti degli italiani, non dei loro rappresentanti. Se il cittadino comune trova difficoltà a capire il perché di tutto ciò, scrive ancora Paolo Savona oggi su Panorama, le élite che ci governano sanno invece molto bene come stanno le cose. Se le élite, per codardia o per interesse, fanno finta di ignorare che le riforme delle istituzioni europee debbono essere pretese, invece di asseverare l'accusa che tutti i mali sono interni ai paesi, e se queste élite continuano a promettere che la ripresa economica è dietro l'angolo, nonostante le smentite pratiche, reagendo alle proteste con la diffusione di messaggi di terrore sul dopo euro, queste élite allora non meritano di reggere le sorti dell'intero paese. L'Unione Europea, ricorda ancora Savona, è nata offrendo speranze, ora vive diffondendo terrore. Il documento Delors, che portò alla firma del Trattato di Maastricht, sosteneva che la crescita sarebbe stata nell'ordine del 4-6% all'anno. Con essa l'Italia poteva contare su un aumento di circa 300.000 posti di lavoro all'anno. Ora che l'Italia si trova con nessuna crescita e il doppio dei disoccupati, le élite preferiscono spargere paure, affermando che le cose andrebbero ancor peggio se lasciassimo l'euro e se ci sganciassimo dall'Europa. L'infondatezza delle promesse europee non ha indotto i partiti, i politici e gli studiosi italiani che erano fermi su quelle opinioni a cambiare idea. È la continuazione di una linea irrazionale che ha trasformato il disegno di unità europea in un pantano economico e sociale. È il fallimento di un'intera classe dirigente che invece di correggere gli errori preferisce persistere, sostenendo che bastano i piccoli passi che si vanno facendo per migliorare le istituzioni e le politiche di austerità fiscale. Secondo questi, ciò che è stato fatto comincia a dare i suoi frutti, come dimostrerebbero i progressi del PIL di Grecia e Spagna. La cosa, tra l'altro, è vergognosa, perché come si fa a dire che il PIL della Grecia e della Spagna sta crescendo dopo che è caduto del 20, 30, 40%? Cioè, è pazzesco pensare di dire: va bene che siamo tutti popolo bue e cretini patentati, però il PIL crolla del 40%, poi siccome cresce dello 0, qualcosa ti dicono che la ricetta ha funzionato. Cioè io ti ho portato via il 40%, adesso tu stai sopravvivendo arrampicandoti sui vetri, cresci dello 0, per cui le ricette hanno avuto una loro efficacia. Così si ragiona, no? Da parte di chi dice: guardate la Spagna, guardate la Grecia che adesso il PIL sta crescendo, l'economia sta crescendo. Comunque, queste élite fingono, scrive ancora Savona,
che una disoccupazione del 25%, perché nel contempo, dopo lo 0, cioè ho portato via il 40% del prodotto interno lordo, ho dato una bastonata terribile all'economia, adesso tu cresci dello 0, ma c'hai una disoccupazione alle stelle. E quindi queste elite fingono, scrive Savona, che una disoccupazione del 25% possa essere accettata e con questa disoccupazione possa esserlo ancora l'idea di un'Europa capace di risolvere i problemi di crescita e di innalzamento del livello di convivenza civile nel vecchio continente. Le attuali elite, scrive Paolo Savona oggi su Panorama, sono la brutta copia di quelle emerse dalla guerra, che avevano in mente che gli equilibri di potenza tra stati dovevano essere sostituiti con l'equilibrio di speranze tra le popolazioni del mondo, ignorando che lo sviluppo è il nuovo nome della pace. Che fine ha fatto la saggezza del dopoguerra? L'unica loro preoccupazione di queste elite di oggi, scrive Savona, è la crescita dei movimenti anti-europeisti, badando agli effetti delle loro scelte e non al fatto che queste stesse siano la causa. I veri movimenti anti-europeisti sono quelli che ritengono possibile continuare a stare uniti in Europa senza grandi riforme dell'architettura istituzionale e delle politiche e senza muovere verso l'unione politica. La cronaca può solo registrare i fatti, mentre la storia provvederà a stabilire le responsabilità. Nell'attesa, conclude Savona, deve restare agli atti che qualcuno ha indicato gli errori e suggerito le correzioni, tentando di contrastare le continue mistificazioni attorno alle quali si è formato un blocco che impedisce il cambiamento. Data questa situazione, per cambiare musica non si deve cambiare solo lo spartito, ma anche i suonatori. L'orchestra invece, scrive Paolo Savona, è sempre la stessa e suona ancora le arie allegre della speranza e quelle drammatiche del terrore.
ha detto affari vostri, le coste ce le avete voi, pensateci voi italiani. L'Europa è quella che ci ha imposto la legge Fornero. Io ricordo alle signore che ci guardano da casa, magari a chi è nato nel 52, nel 53, nel 54. Sono felice che ci stiamo avvicinando alle 500.000 firme nei comuni italiani per cancellarla, anzi, se finita la trasmissione mai sospendere la visione di Coffee Break. Se però verso le 11, finita la trasmissione, qualcuno andrà in comune a Milano, a Roma, a Catania, a Bari a firmare i referendum della Lega, il primo dei quali vuole cancellare la legge Fornero, noi restituiamo pensioni e lavoro. Salvini, le posso fare però una domanda, no? Siccome lei dice l'Europa ci ha imposto la legge Fornero, le macchine, l'Europa fa sì che noi non compriamo più le nostre automobili, allora poi ci sarà anche qualche responsabilità, l'euro. Ci sarà pure qualche responsabilità nostra, cioè forse c'è un problema anche di qualità, se io decido di comprare un'automobile invece che un'altra, ci sarà un problema di responsabilità se tutti i partiti in questo curioso governo al quale assistiamo ormai da 3 anni delle larghe intese votano la legge Fornero, cioè ci sarà una responsabilità oppure no, perché altrimenti ci dimentichiamo forse qualche passaggio, è tutta colpa dell'euro. C'è una responsabilità della Lega. E forse c'è una responsabilità anche della Lega. La legge Fornero ha dei papà e delle mamme. Il tentativo della Lega la legge Fornero l'hanno votata il PD e Forza Italia. Mi scusi. Se mi fa finire, la ringrazio, troppo cortese. Le sto dicendo che la legge Fornero è stata votata dal PD e da Forza Italia, non dal Mago Merlino o da Gesù Bambino. Quindi la responsabilità enorme e storica, qualcuno ce l'ha per la legge Fornero. I problemi in Italia ci sono? Sì. C'è la mafia, c'è la camorra, c'è l''ndrangheta, c'è la casta, ci sono gli sprechi, c'è una burocrazia folle, ci sono i falsi invalidi, ci sono i falsi braccianti agricoli. Tutto vero. E questi vanno combattuti come la corruzione giorno dopo giorno. Domando, 12 anni fa, quando in tasca avevamo la lira e non l'euro, non c'erano questi problemi? Se 12 anni fa, con gli stessi problemi, eravamo la 4ª potenza economica al mondo, con la nostra moneta, e dopo 12 anni di cura euro e gli stessi problemi italiani, siamo arrivati a un livello di disoccupazione mai visto in Italia. Le faccio sentire l'obiezione di Gentiloni, perché suppongo sia un'obiezione. Io non voglio fare polemiche che ne sentiamo fin troppo in campagna elettorale. Però questo mi pare il tema, no? Perché Salvini dice il nostro problema è l'euro. Ricordo a me stessa che nel frattempo è intervenuto, lui parla di 12 anni fa, nel frattempo è intervenuta una crisi pesantissima e ci hanno detto essere solo a quella di qualche anno fa. La campagna della Lega contro l'euro è assolutamente legittima, bisognerebbe ricordare però alla Lega come fa oggi sulla Stampa, in un'intervista, la leader di riferimento di questo schieramento di cui la Lega fa parte, cioè Marine Le Pen, che la Lega non ha mai avuto questa posizione anti-euro quando aveva posizione di governo. Dice Marine Le Pen oggi sulla Stampa, la Lega è sempre stata abbastanza favorevole all'euro, solo negli ultimi mesi Matteo, che sarebbe l'onorevole Salvini, ha cambiato linea. Quindi in politica bisognerebbe avere il coraggio di dire quando governavamo, quando avevamo la possibilità di decidere se il disastro è l'euro, l'abbiamo fatto noi. Dopodiché io non credo che il disastro sia l'euro, credo che il disastro siano le politiche di austerity e restrittive dell'Europa e che queste si possano cambiare. Perché voglio dire a Salvini, l'unico pezzo di economia italiana che è andato bene in questi anni, nonostante tutto, nonostante le politiche restrittive, è proprio il pezzo di economia italiana che esporta. Qual è il problema dell'economia italiana? Purtroppo il mercato è interno. Proprio la spesa, come diceva lui, cioè, come si dice in gergo, il mercato interno, i soldi in tasca agli italiani. Quando si dice arrampicarsi sugli specchi, visto? Sentito? No? Mi sembra evidente. Quando si dice arrampicarsi sugli specchi, l'ex ministro Gentiloni. Adesso credo che abbiamo ancora, se mi chiedo conferma la regia, non so se 1 o 2 altri estratti dalla trasmissione di stamani, Coffee Break. Intanto però cominciamo con il successivo, credo. Stiamo facendo un lavoro un po' all'impronta, per dire la verità, perché il tutto è stato ritagliato dalla trasmissione di stamattina sulla 7, Coffee Break, con l'intervento di Matteo Salvini. Ciao Salvini, bentornato.
Grazie. Posso dire che è frustrante, chi se ne frega se il Movimento 5 Stelle va in televisione, ma voglio dire... No, attenzione Salvini, la domanda non era, l'interesse non era su se il Movimento 5 Stelle va in televisione o no, è sul tema della coerenza, perché noi stamattina abbiamo titolato Salti mortali e quindi diciamo siamo curiosi di capire se il partito che rappresenta se stesso come il più puro dei puri poi è coerente con quello che dice. Questo mi pare un fatto, sarebbe una rivoluzione che nel paese si fosse coerenti. C'è già capisce? Tutto rivoluzione. Qui. Prego. Guardi, hanno già cambiato idea sull'euro e sull'immigrazione. Non sono più per uscire dall'euro e sull'immigrazione clandestina hanno azzoppato la Bossi-Fini, hanno depenalizzato il reato di immigrazione clandestina. Quindi a me bastano questi due passaggi, al di là di quanto Grillo va in televisione. Detto questo, non sono veri, tra i problemi con cui mi sto confrontando è quello del pastifficio Agnesi d'Imperia che ha chiuso, sono i lavoratori del Mercatone 1 che stanno a casa, i lavoratori della Piaggio di Genova che stanno a casa, i lavoratori della Sandvik di Piacenza che stanno a casa, quelli della Franco Tosi di Legnano che stanno a casa, non Grillo, Stalin, Hitler, le dentiere di Berlusconi o queste amenità qua. E l'Europa, siccome io mi sto sforzando anche grazie a trasmissioni come Coffee Break e poche altre, di chiedere un voto a Matteo Salvini per quello che l'Europa può fare, non Grillo e Renzi. L'Europa di Grillo e Renzi se ne strafrega. Se uno vota Salvini, vota perché sugli alluvionati l'Europa non ha dato una lira, perché i grandi interventi devono avere almeno 3 miliardi di euro di danni. Se uno vota Salvini, vota perché si abbassi questa soglia, perché le alluvioni in Piemonte, in Emilia, in Veneto, in Sardegna, in Toscana non sono state abbastanza gravi. E quindi non è scattato il meccanismo di aiuto per le grandi catastrofi. È un'idea demenziale, quindi abbassiamo sta soglia perché l'alluvione, anche se fa solo 1 miliardo di danni come in Veneto, è grave. L'Europa è quella che sta massacrando la pesca e l'agricoltura. Io dico, chi sceglie Salvini e la Lega, sceglie che l'agricoltura e la pesca siano di competenza degli stati, anzi delle regioni, perché come si pesca in Puglia, in Liguria o in Sicilia non lo decidono a Bruxelles. Lo devono decidere in Puglia, in Liguria e in Sicilia. Idem con patate come si fa il formaggio sulla malga, come si mungono le vacche o come si coltivano le arance in Sicilia. E questo è lavoro, questi sono posti di lavoro. Lo svuotacarceri, l'Europa ci dà la multa perché le carceri italiane sono troppo affollate. Potremmo decidere noi se le carceri italiane sono troppo affollate senza far uscire 5, 10, 15, 20.000 detenuti, senza che me lo dica un tizio a Bruxelles? L'Europa dice non potete fare i respingimenti per l'immigrazione clandestina. Salvini, mi perdoni, però forse semplicemente potremmo accorgercene prima noi che le nostre carceri sono vergognose. Forse almeno su questo, forse ce ne accorgiamo prima e non ci facciamo rimproverare. Con tutto il rispetto per i 60.000 detenuti italiani, io do un occhio di riguardo per i 60 milioni di italiani che sono fuori, perché ognuno di questi 60.000 che esce in anticipo, in un caso su 2 è un nuovo reato ai danni degli altri 60 milioni. Quindi costruiscono nuove carceri, assumono nuovi agenti di polizia penitenziaria. Meglio si può e pazienza. No, però c'è una cosa, sì, espelliamo i detenuti stranieri. Espelliamo i detenuti stranieri. E poi sentiamo tra poco l'ultimo estratto dalla trasmissione di stamani sulla 7 Coffee Break, ospite il segretario della Lega Salvini. L'ultimo estratto della trasmissione che ci accompagnerà anche alla chiusura della nostra trasmissione di stamani. E intanto chiedo alla regia se siamo pronti, così lo possiamo mandare come ultimo contributo per riassumere il dibattito televisivo di stamattina per quel che concerne naturalmente la Lega e il suo segretario Salvini, che ha una serie di appuntamenti questo pomeriggio a partire anzi dalle 12 tra poco a Massa Rosa a Lucca in Toscana, e alle 16:15 il presidio a Firenze, 18:30 a Cortona e alle 23:30 stasera in trasmissione televisiva su Canale 5 Matrix. Intanto l'ultimo contributo dalla trasmissione di stamani sulla 7 Coffee Break. Andiamo avanti. Salvini, le scrivono se si esce dall'euro cadrebbe anche la carica di europarlamentare, allora non sarebbe più etico non presentarsi alle elezioni politiche e unicamente raccogliere le firme per un referendum? Questo è Raffaele Olivieri. Aggiungo, così magari mi dà un'unica risposta, mi garantisce lei, questo è Sebastiano Parisi, che se andiamo via dall'euro il potere d'acquisto del mio salario, già molto magro, sarà simile a quello di 12 anni fa? In caso affermativo avrà una valanga di voti. Comunque le ricordo che è vero che il pasticcio iniziale dell'euro
è dovuto al governo Prodi, ma il controllo sul passaggio avrebbe dovuto esercitarlo il governo successivo, in cui c'era anche il suo partito. Prego, Salvini. Allora, sia a Raffaele che all'altro amico risponderò volentieri anche su Facebook o su Twitter finita la trasmissione. No, io non sono in grado di garantire niente, ne abbiamo già avuti tanti di professoroni come Prodi che diceva che con l'euro avremmo lavorato di meno e guadagnato di più. Studiando, leggendo, informandomi, ascoltando, sono assolutamente convinto che una moneta italiana, così come una moneta francese o una moneta olandese, più vicina alla nostra economia, fanno ripartire le vendite, quindi le assunzioni, fa ripartire il lavoro. Una moneta nostra fa ripartire il lavoro, perché se uno ha la rata del mutuo bassa ma non lavora, se la benzina costa poco ma non lavora, e se ha qualcosa sul conto corrente ma non lavora, è un disastro. La scommessa mia, e la prima cosa che farò se mi mandate a Bruxelles, è mettermi intorno a un tavolo con i francesi, gli austriaci, gli olandesi, gli stessi tedeschi per concordare un'uscita dall'euro e tornare a respirare, cosa che non stiamo facendo. Delle monete nazionali sono più utili al lavoro. Lei ha buone ragioni di credere che gli altri avranno voglia di concordare? Sì, perché l'Olanda, che non ha la corruzione, la mafia, la camorra, l''ndrangheta, cresce del meno 0,16%. I polacchi hanno la loro moneta, gli svedesi hanno la loro moneta, gli ungheresi hanno la loro moneta. I popoli che si sono tenuti la loro moneta hanno assorbito meglio questa crisi. Io di questo sono assolutamente certo e convinto. Io vado a Bruxelles a cambiare le regole. Se uno vuole cambiare l'amministratore di condominio, va in assemblea di condominio. Quindi io sì chiedo i voti per Salvini e per la Lega per andare a fare queste cose sull'euro, sull'agricoltura, sull'immigrazione. Che macchina perché se non le vado a fare a Bruxelles, dove le vado a fare? Michele ha ovviamente una Fiat, lei. Che macchina ha? No, io ho una Volvo usata del 2005. Era una provocazione di Michele, dice dobbiamo cominciare noi col comprare le nostre macchine. Zanardo, sono assolutamente d'accordo, ma se saranno più convenienti, se il prodotto italiano sarà più conveniente, gli italiani e anche gli stranieri torneranno a comprare italiano. Allora, Zanardo, qualcuno ci chiede se la soluzione di tutto potrebbe essere la doppia moneta, poi chiedo all'assistente di studio se è vera quella chiusura lì o quell'altra, perché sono in imbarazzo. Bene, questo era l'ultimo estratto della trasmissione di stamani, ma adesso dal registrato passiamo al vivo perché dovremo avere in collegamento telefonico con noi proprio Matteo Salvini. Buongiorno Matteo. Buongiorno a te Giulio, siamo in Toscana, invidiami un po', perché è vero che è una terra un po' troppo rossa per i miei gusti, però è una terra stupenda. Eh sì, ti invidio, sì, abbiamo appena sentito il riassunto della mattinata, peraltro, ogni giorno cerchiamo di proporre un po' quello che è andato in scena negli ultimi giorni, insomma, di dibattito politico. Quest'oggi tu hai, a partire da tra poco, alle 12, in quel di Lucca, a Massa Rosa, una serie di appuntamenti, poi alle 16:15 a Firenze, passando per Montecatini Terme, Prato e poi Cortona dopo, altro paese magnifico tra l'altro, detto per inciso, c'è una piazza stupenda che credo è quella dove è previsto l'incontro, no? Esatto, ma sono posti stupendi che potrebbero essere una miniera d'oro. Io mi domando come l'Italia non riesca a valorizzare turisticamente parlando delle terre stupende. Forse, non vorrei rompere le palle, però ormai ne sono straconvinto, forse una moneta più giusta, una moneta diversa, una moneta più nostra tornerebbe a rendere conveniente venire a fare turismo in Italia. Se oggi tutti vanno in Croazia, in Costa Azzurra, a Sharm el Sheikh, in Egitto, di qua e di là, in Austria, e non vengono in questi posti stupendi, forse è anche a causa di un prezzo sbagliato che ci hanno rifilato, però vabbè, comunque vedremo di risollevare tutto quanto. Ecco Matteo, nel corso di questo tour che hai fatto e stai facendo anche in questi ultimi giorni, quali sono le cose che ti hanno colpito di più da parte della popolazione, cioè le cose che vengono dai cittadini, dal basso tra virgolette? Sai che mi ha stupito in senso positivo, non lo dico perché siamo su Radio Padania, lo direi anche al bar privatamente a mia madre, l'accoglienza che torna ad avere la Lega, probabilmente per le battaglie concrete che stiamo facendo. Prima ero in studio qua a Firenze a registrare una trasmissione e c'erano i due cameraman che mi dicevano che mai nella vita avrebbero pensato ovviamente di votare Lega, però se riusciamo a cancellare la legge Fornero, con il referendum su cui stiamo lavorando ormai da 2 mesi, siamo dei grandi, e quindi sono attenzioni che ci arrivano
non sugli insulti. Berlusconi che dice, questo te lo chiedo da giornalista, Giulio, se non è frustrante aprire la rassegna stampa. Berlusconi dice che Grillo è un assassino, Grillo dice che Berlusconi è un poveretto, Renzi dice che chi non lo vota è un buffone, è un populista, e Napolitano dice occhio ai nazionalismi, e non parlano di cose concrete, cioè, e al di là delle etichette, ladro, assassino, delinquente, buffone, populista, ma cosa vuoi fare per l'agricoltura? Cosa vuoi fare per il commercio? Cosa vuoi fare per rilanciare il turismo? Per aiutare gli artigiani e le partite IVA, al di là del buffone e del delinquente? Se uno ha chiuso la partita IVA ieri perché non ce la fa più, non gliene frega un cazzo se uno è un buffone e l'altro è un assassino. Ma ho appena letto, guarda, un articolo di Savona oggi su Panorama che dice proprio questo, ma in questo dibattito politico le elite che hanno governato fino adesso non hanno mai pensato di introdurre un elemento di discussione concreto, pratico, cioè, visto che stiamo sperimentando l'Europa e l'euro, ormai non da pochi mesi ma da tanti anni, visto che le cose non funzionano, che il cittadino comune ha apprezzato di tutta questa avventura più tasse, meno soldi nella propria tasca, il venir meno dello Stato sociale, vedi legge Fornero che tu citavi prima, tutta una serie di riforme che ci impone l'Europa, hanno detto i governanti. Allora dice Savona, ma sarà arrivato il momento di metterla sul pratico e dire, visto che dopo tanti anni i risultati il cittadino li sperimenta negativamente e concretamente nella sua vita e nelle sue risorse, beh, una classe politica dirigente seria dovrebbe parlare di cose concrete. E invece appunto c'è tutto quel florilegio di stupidaggini che hai citato prima ad aprire le prime pagine dei giornali. Sì, quindi, la notizia oggi per molti, fortunatamente non per tutti, è il derby Renzi-Grillo. Chi vince il derby Renzi-Grillo, ma io il derby vado a vederlo fra Milano e Inter, vado a vedere i 90 minuti di calcio, pago il biglietto e poi chi vince vince, ma non è che il problema del lavoro, il problema della pensione, il problema dei piccoli imprenditori massacrati da una meta sbagliata me la risolve il derby Renzi-Grillo. Però ti ripeto, se tu mi hai chiesto qual è la cosa più bella è la tanta gente che ci accoglie col sorriso. Ieri io ero a un mercato a Genova, già città non facile, a Sestri Ponente, quindi in una delle zone più rosse di Genova, e abbiamo esaurito il materiale, abbiamo esaurito i volantini, i libricini, le foto, le strette di mano, e quindi o sto vivendo una fucinazione collettiva, oppure domenica sera, quando chiudo il risultato per la Lega sarà assolutamente sorprendente. Allora, ultima cosa, perché poi so che devi correre al Vintage Café in piazza Provenzali a Massa Rosa, Lucca, che è l'inizio dell'incontro con i cittadini della Toscana, Montecatini Terme, Prato, Firenze e Cortona, le prossime tappe nel pomeriggio. L'ultima cosa, tu hai citato prima e anche stamani nelle trasmissioni televisive che abbiamo mandato in onda, il raggiungimento quasi delle firme necessarie per i quesiti referendari. E naturalmente questo impone però un rush finale, perché bisogna sempre superarlo, il livello delle 500.000 firme. Mancano 15 giorni. Ci puoi dare qualche numero o comunque il quadro della situazione per la raccolta firme referendum? Allora, il numero preciso è difficile perché sapere quante firme ci sono negli 8.000 comuni italiani è complicato. Ti do qualche dato, Giulio, che ha fatto aprire gli occhi anche a me per vedere se avevo capito bene. Aspetta che mi apro l'iPad un secondo perché me li sono segnati. Non te lo do da Brescia, da Torino o da Vicenza. Allora, in comune a Palermo, sul referendum per la legge Fornero, noi abbiamo chiesto l'aggiornamento sul primo referendum perché altrimenti per 6 è un casino. Comunque a Palermo 600 firme, a Bari 550 firme, a Napoli 400 firme, a Roma quasi 2000 firme, e ci sono in tutta Italia, da nord a sud, quasi 5. Ti abbiamo perso, porca miseria, abbiamo perso, però io stavo facendo un conto mentale, non tutte le città e i comuni hanno gli abitanti di queste città qui, però i comuni sono 8.000 in Italia, quindi il dato è incoraggiante. Non so se Matteo Salvini riesce ancora a sentirci. La regia sta cercando di recuperarlo. Adesso va bene, mandiamo la pubblicità intanto, poi se riusciamo a risentirci bene, se no l'appuntamento è dopo, perché nel corso della giornata avremo altri collegamenti con Matteo Salvini. Comunque io ne approfitto perché comunque bisogna superare la soglia delle 500.000 firme ampiamente per essere tranquilli con i controlli successivi, ergo mancano 15 giorni. Andate a firmare nei comuni, nei banchetti che ci sono in giro. Per tutte le informazioni, dove i banchetti, come si fa nei comuni, il sito vieneafirmare.org e il numero di telefono 0266 234
234. Lo ripeto, vieni a firmare.org, il sito internet, oppure 0266 234 234. Adesso, se siamo in grado proprio di chiudere la chiacchierata che abbiamo interrotto per via della comunicazione telefonica che è caduta, benissimo, prima della pubblicità credo che riusciamo a chiudere il discorso con Matteo Salvini. Eccoti qua, Matteo, di nuovo. Ecco, stavo vedendo... L'autostrada, non so dove mi sono interrotto, fino a dove sono arrivato. Stavi citando alcuni delle firme raccolte nei comuni tipo Roma, Napoli, Palermo, Bari. Fin lì ci eravamo arrivati, dalle 400 alle 600 firme, no? Sì, e questo vuol dire che in questi 15 giorni dobbiamo fare il miracolo. Questo vuol dire che chi ci sta ascoltando in questo momento e magari ha già firmato deve fare uno sforzo in più. Deve riuscire a dare lunedì, martedì, mercoledì, qua c'è il problema della linea, che mi sa che è un tratto poco coperto dalla rete telefonica. Comunque, è quello che dicevamo prima, mancano 15 giorni, quindi bisogna fare lo sforzo finale per superare ampiamente l'asticella delle 500.000 firme. Non so se Matteo ci sente in questo momento, perché ci deve essere, va e viene, ci deve essere un tratto di strada, è caduta. Vabbè, a questo punto mandiamo la pubblicità e poi o dopo o più tardi ci risentiremo comunque con Matteo Salvini, che è in giro per la Toscana.
ultime notizie. Il sito di Repubblica si è aggiornato con truffa a danno della Carige, arresti e perquisizioni in 3 città. Tra i fermati Berneschi, vicepresidente ABI, Unipol, SAI, Cimbri indagato per aggiotaggio. Sotto inchiesta la fusione con Fondiaria. Subito sotto lo speciale europeo, quelli che vogliono meno Europa, l'inchiesta oggi, la mappa degli euroscettici. Intanto si pente Iovine, superboss di Gomorra, i suoi parenti spostati in un luogo segreto. Saviano dice Oninno fa tremare i clan. Video inchiesta, il diario scomparso, l'ultimo mistero sul giudice Falcone e poi Maroni. Scrissi a Scaiola che Biagi era in pericolo. L'inchiesta ai dossier riservati, si indaga omicidio per omissione, la lettera ritrovata tra le carte dell'ex ministro Giuseppe D'Avanzo, quelle mail rubate. Siamo sempre su Repubblica, Comuni, il paese dei 1000 campanili in bilico tra tasse, bilanci e conti in rosso. Come spendono e investono i soldi dei cittadini. Venezia, Roma e Genova, prime per prelievo fiscale. La fotografia dei dati open bilanci. Sempre su Repubblica, Renzi, se bloccano le riforme lascio, europee, sfida finale nelle piazze. Oggi i primi test in Gran Bretagna e Olanda. Il nuovo hashtag del Premier, 1 per 1. Il piano del Premier per il semestre europeo, il primo obiettivo è rivedere i trattati, basta rigore cieco, ora misure per la crescita. Berlusconi, se vince Grillo si rischia il voto, c'è un governo di dilettanti, da Vespa, Fico è un buffone e fa un selfie con il conduttore. Grillo, faremo tribunali popolari, il Robespierre che vuol farsi giudice sul web. E sempre su Repubblica, Toti a Repubblica TV, noi sullo sfondo? No, siamo i più affidabili. Il video forum integrale, Grillo grida solo rabbia, Renzi non concreto. Vaticano, il Papa sceglierà il presidente CEI in una terna proposta dai vescovi. Poi le notizie dall'estero, Cina, decine di vittime in un attentato in un mercato dello Xinjiang musulmano, Ucraina. In questo momento un aggiornamento sul sito di Repubblica che però apre allo stesso modo, dicevamo Ucraina, attacco dei separatisti nell'est, morti e feriti tra le truppe di Kiev. E poi Stati Uniti, dipendenti McDonald's in piazza, 100 arresti alla protesta sui salari bassi. Ed è tutto per il momento da Semi Varina, appuntamento a più tardi.